Seconda corsa, una prova per 3 anni, vincitori di 9.000 euro nella carriera. Sono in 6 al via. 1 Doge S, 2 Davos dei Greppi, 3 Don King Matley, 4 Dawson dei Greppi, 5 Dr. Cuff, 6 Dino Toscano Key. L'allineamento è completo. Si ritrae Don King Matley e si parte con veloce dall'esterno Dino Toscano Key, che inventa partenza volante e va a condurre nei confronti di Doge S, il quale rimane in seconda posizione. Poi Dr. Cuff all'esterno, lungo la corda c'è Davos dei Greppi. Avanza all'esterno Dr. Cuff che va a chiedere strada a Dino Toscano Key. 14,5 il lancio. Insiste Lorenzo Baldi all'attacco di Edoardo Baldi. I due in lotta dopo 400 metri passati in 28,3. Replica Dino Toscano Key a Dr. Cuff. Doge S rimane lì in terza posizione in attesa degli eventi a precedere Davos dei Greppi, quindi Dawson dei Greppi. 42,5 per i primi 600 metri di corsa. Non manca di certo il ritmo, con Dino Toscano che continua all'avanguardia, Dr. Cuff che attacca all'esterno, Doge AS sempre lì allo steccato. 57,1 per il mezzo miglio iniziale, si viaggia sul piede l'1,11,3 con Dr. Cuff che ha perso una mezza lunghezza da Dino Toscano Key quando siamo al chilometro, passato in 1,12,3, prova a ritornare alla carica. Doge S sempre lì in attesa avanti a Davos dei Greppi e a Dawson dei Greppi. Si scosta in terza ruota Doge AS via i tappi per andare all'attacco dei primi due che hanno speso un patrimonio inestimabile, 14,9 di là, e Doge AS va ad attaccare Dino Toscano Key che con tanto coraggio prova ancora a difendersi. Poi Davos dei Greppi che si avvicina alla fine dell'ultima curva. Doge S che scende allo steccato, 14,8 anche per la frazione della piegata. Doge S in vantaggio, Dino Toscano che prova a riproporsi, poi Davos di Greppi che sceglie l'open stretch. Doge AS che viene a vincere, anche se peggiora di camminata negli ultimi metri, deve tenerlo di trotto Marco Stefani al secondo, e Davos dei Greppi che dovrebbe aver stampato Dino Toscano Key. 1,12,8 il ragguaglio cronometrico per Doge AS. Marco Stefani per Alessandro Gocciadoro, i colori della scuderia Comiantale. Da rivedere gli ultimi metri, si è messo davvero molto molto brutto Doge AS. Ha dovuto fare gli straordinari Marco Stefani per tenerlo in camminata. Ha vinto però in maniera facile dal punto di vista delle dimensioni e di quanto di buono aveva ancora da spendere. Secondo è Davos dei Greppi, terzo fa un numero Dino Toscano Key che spende tantissimo nei primi 1000 metri di corsa e poi è ancora lì a tiro dei primi. Vince però Doge S, Marco Stefani e Alessandro Gocciadoro, la scuderia Comiantale.